partita la gara dei 1500, sono previste anche qua due serie, tempo migliore di accredito. Andiamo a dare una veloce scorsa ai protagonisti. Abbiamo Mattia Sottocornola con 3,51 e 21, oppure Jacopo Brasi dell'Atletica Alta Valseriana che vanta 3,51 e 68, oppure Luca Ripponi, Francesco Francia 3,52 e 68. Eccoli qua, addirittura d'arrivo, 3 giri, vedono tre come si suol dire. Diamo il passaggio ai 300, intanto davanti il numero 36 che è Mattia Sottocornola. Vediamo se riusciamo a dare il passaggio ai 400. 1,06 il passaggio ai 400. Per Giorgio ci sono altre premiazioni che incombono? No, in questo istante rimaniamo... va bene così. Va bene così. Possiamo seguire la gara dei 1500. Non premiamo più nessuno, basta. Per adesso non premiamo più nessuno. Ci rilassiamo un attimo. Dai che il tempo tiene, forza! Il tempo tiene, abbiamo temuto per tutta la giornata. Ci sono i 1500, 2 serie, deve finire il lungo e poi c'è Dulcis in fondo, i 100 finali uomini e donne, tutti da vedere. Intanto qua passaggio ai 700 con al comando Stefan Julius Gavril. Vediamo di dare il passaggio agli 8. Abbiamo detto 1,06 il passaggio ai 400 metri, 2,08 e però 2,08 il passaggio agli 800. Si è alzato il numero dei giri del motore di questi atleti. Intanto vediamo già i centisti che cominciano a muoversi. Dall'altra parte c'è il riscaldamento di quelli che partecipano alla seconda serie dei 1500. Ricordiamo 1500 trofeo Max Corso Praga, chiede il supporto del pubblico nel lungo. Praga pronto a saltare. Allora El Mari Walter, ricordiamo che i 1500 avranno poi un'altra serie, sono validi per il Memorial Max Corso. Passaggio ai 1000, c'è scappato. Va bene così, allora intanto siamo ai 200 finali Memorial Max Corso, prematuramente scomparso. Questa è l'11º meeting di Gavardo. È la 7ª volta che viene dedicato a Max Corso. Intanto siamo negli ultimi 100 metri, facciamo l'applauso del pubblico, dobbiamo finire magari sotto i 4 minuti, ci arriviamo alla stragrande con il 17 Abdellan El Yasmine 3,53 e 70, 3,53 e 70 davanti a Mania Lucas Mague.